Vittorio Veneto batte Napoli sulla pizza, come mai? Beh, questo veramente è stato un progetto che possiamo dire è veramente iniziale e che ha forse così preso in contropiede tutte le regioni che veramente sulla pizza sono il top. È il primo accordo in Italia che coinvolge una ULSS come garante della salubrità della pizza. A sottoscriverlo i pizzaioli di Vittorio Veneto, ma anche della Vallata Vittoriese, attraverso l'Associazione Commercianti, un gruppo che rappresenta oltre una cinquantina di esercizi. A Vittorio Veneto comunque ci sono 3.000 pizze al giorno che escono, perciò 3.000 consumatori al giorno vanno in pizzeria. Perciò è un dato importante e appunto per questo viene appoggiato in pieno questo progetto. Grazie, continuo a dirlo all'ULSS di Pieve di Soligo. Un piatto diffuso e apprezzato quindi, che però può nascondere insidie per la salute, come ad esempio la bruciatura della pasta. Soprattutto la possibilità che si formino sostanze cancerogene che inevitabilmente noi poi andiamo ad assorbire quando mangiamo queste pizze cotte male, per esempio. Tossine che possono scatenare tumori all'apparato digerente, oggi tra i più diffusi. I tumori dell'apparato digerente appartengono al famoso ai big killer, no? Quindi i tumori del colon sono una delle patologie più diffuse, soprattutto poi nell'anziano. Salute quindi, ma anche gusto e garanzia di un piatto che non lascia sgradite conseguenze, primo segnale in molti casi di un prodotto fatto male. Una volta la pizza faceva sete, perché faceva sete la pizza? Perché si adoperavano dei prodotti, degli impasti che non erano ancora pronti. Pasta lievitata con prodotti genuini, ma anche pulizia dei forni e strumenti adeguati saranno il nuovo disciplinare della pizza sana. Nel frattempo non ci si deve fare scrupoli nel rifiutare una pizza quando ne va della nostra salute. Un bravo pizzaiolo errori non ne deve fare. Può qualche volta capitare di sbagliare, ma di errori non ne fa, perché se una pizza non gli esce particolarmente bene non la serve ma la rimanda indietro in cucina.